Dopo le nozze il 12 luglio in Versilia, a Forte dei Marmi, Clizia Incurvaia e il marito Paolo Ciavarro hanno deciso di trascorrere la luna di miele in Sicilia, tappa obbligata ad Agrigento, allo Stelai per la cena spettacolo. Il locale, che si affaccia sulla Valle dei Templi, è diventato meta di tanti personaggi noti del cinema e della televisione, incantati dal luogo definito ieri sera da Paolo Ciavarro una meravigliosa cornice. Allora Clizia, nozze in Versilia e luna di miele in Sicilia, questa sera qui ad Agrigento nella meravigliosa location. Ma sai che io sono una siciliana di scoglio, come dice Camilleri, quindi non potevano ritornare dopo il mio matrimonio qui nella mia bella terra. E mi trovo qua ad assaporare, a far assaporare soprattutto a mio figlio Gabriele le nostre tradizioni, la nostra cultura, quella che è la nostra storia. Noi siamo comunque l'ex colonia della Magna Grecia ed eravamo, Pindaro diceva, la città più bella d'amor per i mortali, insomma, Agrigento, quindi in questo modo, in maniera ludica, trasmetto qualcosa di bello sia alla mia dolce metà, che non è di qua, ma c'ha la nonna Sigula, nonna Pina, e a mio figlio. Infatti siete qui con i genitori? Sì, assolutamente. Con i tuoi? Sì, in realtà sono una parte della family, perché io poi sono gli zii, ma io con la mia famiglia siamo proprio, tu lo sai da siciliano, doc, non si fa distinzione tra zii e cugini, cioè è così. Il rapporto nuora-suocera, come è Aurora Giorgi, com'è? Beh, è un rapporto, noi sfatiamo quel mostro di mia suocera, sai, il celeberrimo film, è veramente un rapporto, una connessione magica che va al di là del fatto che lei sia mia suocera, perché con me lei è complice, amica, mi dice anche, ed è bellissimo ciò e questo mi commuove, che sono un po' la figlia femmina che lei avrebbe sempre voluto, perché le è mancata. Ecco, il grande fratello ti ha fatto incontrare il grande amore, Paolo. Sì, quando vedi, Einstein diceva Dio non gioca a dadi con l'universo, è così. La moda è sempre nella tua vita? Assolutamente, adesso mi preparerò per Venezia, avrò un appuntamento lì e poi per la Fashion Week di Milano e poi ci sono tanti progetti nuovi con diverse aziende con cui collaboro da anni, ma anche delle cose nuove, quindi quello c'è sempre, fa parte del mio DNA. Ecco, ti lascio alla cena spettacolo adesso. Grazie, un bacio a te e alla nostra bella Agrigento. Paolo, avete scelto per il matrimonio Forte dei Marmi, perché è la città dove si sono incontrati i tuoi genitori. La città a cui devo la vita in realtà, perché si sono conosciuti lì anni fa e quindi se io oggi sono qui è grazie a quell'incontro. Anche se il matrimonio in Sicilia mi sarebbe piaciuto tanto, perché sono molto legato a questa terra. Mia nonna è di Ustica, siciliana, mia moglie è siciliana e io sono siciliano anche d'adozione a questo punto. Bene. E non potrei essere più felice. Ecco, bene. Allora, tu sei a Forme da 4 anni. Pensi No, di più. Da 8. Da 8 anni? Ancora meglio. 8, quindi forse 9. pensi di rimanerci o hai altri progetti? No, sono a Forum. Continuerò con Forum, assolutamente. Come va la vita di coppia, anche se è recentissima adesso come matrimonio? In realtà il matrimonio non ha cambiato nulla perché noi ci sentiamo sposati dal primo giorno. Quindi diciamo ha solo ufficializzato il tutto, siamo felicissimi, ho messo su tutto quello che ho sempre sognato, quindi una famiglia, una moglie, i bambini, siamo felici. E poi Gabriele, insomma, 2 anni e mezzo, come è felice qui in Sicilia, veramente da nessun'altra parte, perché ha gli spazi, il mare, gioca tutto il giorno, insomma è sempre un piacere venire qui. Ecco, diceva Clizia che il grande fratello vi ha fatto incontrare. Il grande fratello ci ha fatto incontrare, ci ha fatto innamorare, è stato incredibile, anche perché io non l'avrei mai detto, mai pensato di trovare l'amore e la mia futura moglie all'interno di un programma televisivo, ma così è stato e quindi sarò per sempre grato al programma, agli autori, a Alfonso Signorini, insomma a tutti. Ecco, bene, ti lascio alla cena spettacolo. Spettacolo, sono
contentissimo di essere qui e sono pronto a lasciarmi stupire, tra l'altro questa cornice che voi non vedete, ma se giriamo la telecamera è meravigliosa. Simona, questa sera si allunga la lista dei VIP che scelgono la vostra struttura. Sì, VIP, in questo caso una siciliana e una cara amica che da sempre apprezza e ama questo genere di occasioni, quindi ci fa doppiamente piacere. Solo questo basta? No, è chiaro che per un progetto così importante e per un'attività appena nata fa piacere a maggior ragione come dire, avere tra i nostri clienti ospiti importanti, perché è un valore aggiunto a un progetto ambizioso, questo è chiaro. In questo caso specifico Clizia Incorvaia per noi è anche un'amica, per cui mi fa piacere doppiamente, credo che apprezzerà in maniera particolare questa serata. Questa sera vediamo il pienone. Sì, sold out, i sacrifici, come dire, vengono ripagati. Come ho detto è un progetto nato dalla volontà di mio marito Antonio Alba, mia, e piano piano, non lo so, forse con grande fatica i sogni si realizzano e ce la stiamo mettendo davvero tutta.